Sono Chiara Brandalise, responsabile del Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP, un consorzio che è nato nel 2010 dopo che è stata attribuita al formaggio Piave la denominazione di origine protetta. Quindi siamo un consorzio abbastanza recente, che però è molto attivo sul piano della comunicazione e dell'informazione, soprattutto ai consumatori. Il nostro consorzio è costituito da 3 soci, tra i quali annoveriamo sia caseifici che stagionatori del prodotto. Come consorzio abbiamo partecipato a diverse tranche della misura del PSR, la 3.2.1, quindi quella dedicata alla promozione e all'informazione dei prodotti alimentari e agricoli. L'obiettivo che ci siamo posti e soprattutto l'esigenza era quella di far conoscere il prodotto Piave, poco conosciuto fuori dalla zona d'origine, e soprattutto le sue caratteristiche organolettiche e le sue caratteristiche soprattutto relative al latte, alla provenienza del latte, al suo territorio, alle sue qualità. È stato inizialmente scelto qual era il target. Il target erano principalmente i consumatori finali e in seconda battuta, ma non meno importanti, gli operatori, intesi come tutti coloro che diciamo nella commercializzazione del Piave fino al negozio finale possono essere un elemento cardine per far conoscere il prodotto. Quindi sono stati fatti inizialmente il sito web per veicolare quelle che sono le informazioni di base, realizzato in 5 lingue. Dopodiché abbiamo costruito un piano di comunicazione e di questo molto è stato dedicato alle attività nei punti vendita, intese come giornate con le hostess che potevano in questo modo avere il contatto diretto col consumatore finale e spiegare, raccontare il prodotto e le sue caratteristiche. Ma sono state fatte, come dicevo, anche delle azioni sugli operatori finali, intese come delle giornate per operatori che sono state studiate e organizzate in loco, quindi qui in provincia di Belluno, nel nostro consorzio, che prevedevano, oltre a una formazione in sala, quindi tecnica, anche la visita allo stabilimento di produzione. Oltre a questo, alcune campagne televisive, soprattutto di portata locale, gli interventi del piano di sviluppo rurale, soprattutto la misura 321, che è quella che ci consente di fare queste azioni, per noi è fondamentale sotto diversi punti di vista. Primo fra tutti quello di difendere l'allevamento in montagna, quindi non possiamo negare che avere una stalla nelle nostre zone del bellunese, oltre ad avere dei costi molto superiori a un'equivalente stalla di pianura, ha comunque tutta una serie di aggravi, di difficoltà legati alla pendenza, alla stagione, agli inverni che sono molto lunghi e rigidi. Quindi tutta una serie di situazioni che il piano di sviluppo rurale è riuscito a venire incontro, anche economicamente. Secondo, l'obiettivo che ci siamo posti e quello che il piano di sviluppo rurale ci ha consentito è quello di far conoscere il prodotto e di riposizionare il prodotto facendone conoscere i valori e rafforzando il brand. E terzo, che è l'obiettivo che ci aspettiamo a breve, è quello di aumentare anche i volumi dopo aver fatto il passaggio intermedio, che è quello di essere riusciti fino ad ora a mantenere i prezzi ad un livello consono per garantire la continuità dell'allevamento di montagna. Per la provincia di Belluno una DOP rappresenta una ricchezza, oltre che fonte di lavoro, fonte di occupazione, fonte di reddito per la popolazione, quindi questi aiuti hanno anche dei risvolti sociali, hanno dei risvolti di sostenibilità, quella sostenibilità economica, sostenibilità occupazionale, sostenibilità intesa come ambiente, rispetto per l'ambiente.